Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dal 29 ottobre al 1 novembre Dotaviaggi vi propone 4 giorni e 3 notti a Lisbona in hotel 4 stelle a sole 395 euro. Amsterdam con volo KLM da Venezia a 320 euro. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. In questo numero, Caorle piange, Portogruaro sorride, interviste con i due tecnici nel consueto punto del basket del Veneto orientale. La Giulia Concordia Basket pronta all'esordio. Al via i campionati di pallavolo, nuove cinture nere per il judokai Atena Portogruaro. E per il rugby, il consueto punto sulla Serie C2 con il coach del rugby Portogruaro Filippo Pedol. Tutto secondo copione o quasi nella terza giornata del campionato di Serie C Gold. A segno entrambe le capoliste, Jesolo è passata sul parquet di Castelfranco, mentre Arzignano ha regolato i triestini dello Jadran. Primi 2 punti anche per Mestre, quella che dovrebbe essere la corazzata del campionato ha rotto il ghiaccio vincendo con Padova. La nota stonata è la sconfitta di Caorle per opera di Corno di Rosazzo. Ed eccoci a commentare qui un'altra sconfitta della SME Caorle con Corno di Rosazzo, altra sconfitta di 2 punti, un po' sulla falsariga di quella che era successo nel derby con lo Jesolo. Sì, anche questa partita qua si è risolta all'ultimo tiro e anche questa volta purtroppo non siamo riusciti a realizzare il canestro che avrebbe potuto regalarci la vittoria. Bisogna dire che giocavamo contro una signora squadra, una delle squadre che sicuramente lotterà per i primi posti in classifica per tutta la stagione. La partita è stata abbastanza bella anche questa come la precedente da un punto di vista agonistico. Quello che non ha funzionato come nella precedente è la percentuale di realizzazione. È molto semplice, tirando con percentuali molto basse non si riesce a vincere. Bisogna anche pensare a quel che è successo qui in casa SME, vale a dire l'addio di Galli, l'assenza adesso di Buscaino per motivi di tesseramento, cioè sono tutte cose che hanno evidentemente influito. Sì, ma come ho detto la volta scorsa non ci pensiamo neanche più ormai, abbiamo affrontato questa partita come la precedente, pensando sempre a quello che dovevamo fare e che ci eravamo preparati a fare come piano partita e come obiettivi, in attacco e in difesa. Possiamo anche, senza andare a fare tanti discorsi, sintetizzarla la sconfitta guardando solo l'aspetto dei tiri liberi. Abbiamo segnato 5 tiri liberi su 13 e sempre su 13 tiri liberi gli avversari hanno segnato 11 punti, quindi proprio per banalizzare la cosa erano sufficienti 2-3 tiri liberi in più per poterla vincere.
In realtà, come ho detto ai ragazzi prima, è che in questo momento qua dobbiamo tranquillamente prendere atto della sconfitta, pensare ancora una volta ad ottimizzare quelle che sono le nostre risorse, soprattutto a livello difensivo, perché sono convinto che siamo una squadra che può correre ancora di più in contropiede. E pensare già da adesso al prossimo avversario, senza dimenticare che le partite perse di un canestro come quella con Jesolo e con Corno di Rosazzo a gennaio varranno 4 punti entrambe, e riuscire a ribaltare la differenza canestri sarà uno degli obiettivi che ci prefiggeremo di raggiungere. L'unica medicina è il lavoro. Vabbè, sicuramente ho apprezzato anche la volontà e la squadra da parte della squadra di voler allenarsi ancora di più. Già questa sera abbiamo finito con mezz'ora di ritardo rispetto alla scaletta, perché hanno voluto giocare ancora 30 minuti di allenamento, e quindi questo è un buon segnale. La squadra ci tiene, vuole fare bene, sa che ci sono delle difficoltà, stiamo cercando degli equilibri che hanno bisogno di tempo, però sono convinto io, come sono convinti i giocatori, che potremo venirne fuori quanto prima e bene. Prossima partita in quel di Padova. Altra partita importante, altra partita difficile. Giocano 2 squadre che vengono da una settimana in cui sono state sconfitte, quindi ci sarà per entrambe la voglia di riscattare la prestazione appena svolta. È una squadra da non sottovalutare, una squadra che non ha cambiato molto, ma che è comunque molto competitiva. Però in questo momento qua dobbiamo concentrarci più su di noi che sugli avversari, e quindi cercheremo ancora una volta di fare meglio rispetto alla partita precedente. E in Serie D la pallacanestro Portogruaro ha rotto il ghiaccio al Paralovisa. I Granata hanno sconfitto dopo un tempo supplementare il Sistema Basket Pordenone. Giornata quella del girone Borsoi, da considerarsi irregolare, con le maggiori accreditate alla vittoria finale, vale a dire Sacile, Casassa e Aviano, tutte a segno. È arrivata la prima vittoria, Portogruaro che ha rotto il ghiaccio in casa con il Sistema Basket Pordenone, una partita che però è stata decisa dopo un tempo supplementare. Sì, siamo ancora un cantiere aperto, come dicevo la scorsa settimana. Facciamo fatica a gestire i vantaggi, siamo andati al riposo del fine terzo quarto a +10 e abbiamo preso parziale. Comunque facciamo spesso cose egregie e poi altrettanto stiamo poco a perderci in un bicchiere d'acqua. Niente, siamo un cantiere aperto, dobbiamo trovare continuità, facciamo cose egregie, facciamo parziali e poi subiamo parziali per mancanza di concentrazione e un po' anche di cinismo. Per esempio, i primi 2 quarti abbiamo secondo me difeso bene e contenuto il loro principale terminale, che era tagliamento. Il problema è che nella foga di difendere, di essere aggressivi, abbiamo commesso qualche errore di troppo che ha tenuto una squadra giovane troppo in partita. Ecco. Anche sull'arbitraggio ci sarebbe qualcosa da dire? Sì, da entrambe le parti sono stati un po' troppo fiscali in alcune situazioni, perché insomma 2 squadre giovani e aggressive, 6 falli antisportivi fischiati sono eccessivi, nel senso che né a nostro favore né a nostro sfavore. Probabilmente ce n'era uno che lo dice il regolamento, perché era ultimo uomo, per cui andava fischiato da regolamento. Gli altri sono stati fischi un po', secondo me, eccessivi, un po' frutto anche delle nuove disposizioni, però insomma sono stati un po' condizionanti, prima per loro e poi per noi, perché eravamo in vantaggio a 6 secondi dalla fine e è stato fischiato un fallo antisportivo in attacco. Che insomma con una giustificazione un po' così, però ci sta, l'arbitraggio è stato così da entrambe le parti,
si spera che insomma ci siano, come noi siamo in rodaggio, anche i nuovi immessi nella categoria possano prendere confidenza con il campionato. Comunque hai parlato di un cantiere aperto, prossima partita? Prossima partita dura Tarcento, squadra, società che ha rinunciato alla C1, quindi di buona tradizione, con un ottimo tecnico che è rimasto dall'anno scorso, ha fatto le semifinali, ma insomma Andriola è un veterano delle categorie, un allenatore che va preso come punto di riferimento in Friuli, insomma. So che anche loro hanno una vittoria e una sconfitta, perché chiaramente scendendo dalla categoria hanno rivoluzionato la squadra, per cui chiaramente è rimasto l'allenatore, la squadra è nuova, probabilmente anche loro sono in fase di rodaggio. In Serie B femminile la Polisportiva Concordia è andata incontro ad un vero e proprio suicidio. Contro Treviso le biancorosse partivano con i favori del pronostico, invece non si è addirittura giocato, in quanto al Pala Valerio non è mai arrivato il medico che da regolamento è indispensabile per la disputa della partita. Un errore gravissimo da chi preposto all'ottemperanza di tale compito, che rischia di costare davvero caro in ottica salvezza. Campionati minori anch'essi ai nastri di partenza. L'ultimo weekend di ottobre vedrà in campo anche la promozione e la prima divisione. Dopo aver vinto la Coppa Friuli lo scorso anno, lo Iulia Concordia Basket è pronto a coltivare obiettivi più ambiziosi. L'anno scorso è stata una bella esperienza, perché abbiamo sfiorato i playoff, siamo arrivati quinti e quindi siamo passati alla fase di playout, il mescolamento con quelle arrivate nella seconda parte della classifica, nella seconda fascia della classifica, e ci siamo tolti una bella soddisfazione, perché abbiamo vinto la Coppa Friuli Venezia Giulia, misurandoci anche con squadre della provincia di Trieste e di Udine, quindi è stata una bellissima esperienza. Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati di migliorare ancora di più quel gruppo che abbiamo costruito negli anni e sul quale appunto abbiamo lavorato. Un gruppo solido, bello, che si diverte, gioca divertendosi e che speriamo quest'anno possa dare anche qualche risultato sportivo in più. Non ci poniamo obiettivi di risultato, sappiamo già che sarà un campionato difficile, perché rispetto all'anno scorso ci saranno più squadre, ci saranno 15 squadre, alcune delle quali veramente forti, però noi speriamo di poterci divertire allo stesso modo e di toglierci qualche soddisfazione anche quest'anno. La novità di quest'anno è anche il nuovo coach. Sì, quest'anno abbiamo un nuovo allenatore che è alle prime esperienze, è per noi anche un motivo di orgoglio dare la possibilità alle persone che vogliono inserirsi anche nei campionati senior di sperimentare anche la pratica di allenatore. Da questo punto di vista massima disponibilità anche a queste situazioni. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dal 29 ottobre al 1 novembre Dotaviaggi vi propone 4 giorni e 3 notti a Lisbona in Hotel 4 Stelle a sole 395 euro. Amsterdam con volo KLM da Venezia a 320 euro. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto.
Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Al via anche i tornei di pallavolo. In Serie B maschile, vittoria del Prata per 3-0 con la Duna Volley, 25-14, 25-22, 26-24, i parziali sortiti. A segno anche la Pallavolo Motta che ha espugnato Riva del Garda per 3-1, primo set perso 25-22, quindi i Leoni biancoverdi hanno cambiato marcia aggiudicandosi gli altri set per 20-25, 26-28, 21-25. C'è l'attesa per l'esordio del Bibione Mari in Serie B, a Padova non è andata come preventivato, è arrivata una sconfitta per 3-1. Sabato comunque abbiamo fatto una partita positiva, molto, molto bella, è stata una partita comunque punto a punto su tutti i parziali, tutti i set. Non è stata facile per loro, alla fine abbiamo ricevuto i complimenti perché non si aspettavano una squadra competitiva come la nostra, affrontando poi fuori casa alla prima giornata. Per noi è stato un buon risultato, purtroppo non abbiamo portato a casa neanche un punto, però insomma non era questa la partita forse per far punti, ma soprattutto sicuramente per fare esperienza. Ecco, una Serie B che è stata rinnovata in diversi elementi. Sì, quest'anno abbiamo alcune nuove presenze, nuove diciamo tra virgolette, perché è rientrato Nicola Puar come opposto dal Mantova, ha fatto 2 anni, due stagioni a Mantova, è rientrato e quest'anno ce l'abbiamo nel nostro sestetto, anche se sabato, è una cosa da dire, non ha potuto giocare per un piccolo infortunio, lo stiamo recuperando, sperando di averlo al più presto, perché per noi è una pedina fondamentale, quindi riallacciando anche la partita di sabato siamo contenti, insomma, perché comunque abbiamo giocato anche con un opposto che ha fatto una bella prestazione comunque, che è Benotto, che è un altro nuovo acquisto, che arriva diciamo dal Treviso, giocava l'anno scorso, giocava a Belluno. Poi abbiamo alcuni giovani che vengono dal settore giovanile, poi ci sono le riconferme di Lazzari, ovviamente di Favaretto, di Mattiuzzo, Chiodin, quindi diciamo che il sestetto è molto ben amalgamato tra giocatori, non voglio dire vecchi, ma giocatori di esperienza e giocatori giovani, e questo mix ci dà la forza, insomma, per affrontare questo campionato. Volley Team Club, come tutte le altre squadre, alle prese con questo nuovo format della Serie B. Allora, il vostro obiettivo qual è? Ma il nostro obiettivo sicuramente è fare una salvezza il prima possibile. Penso che dovremmo avere le qualità per farlo, e dopodiché come sempre, come ormai da alcuni anni, l'obiettivo è quello di affrontare con un sestetto giovane. Anche sabato per esempio abbiamo giocato alla fine con 2,98, 1,97, insomma abbiamo affrontato una partita con dei ragazzi giovani. In Serie D femminile le cose non sono andate bene a Pallavolo Portoguaro e Volley San Stino. Le portoguaresi, al ritorno nel volley regionale dopo qualche anno d'assenza, sono state battute piuttosto nettamente a Cadoneghe, 25-15, 25-21, 25-18 i parziali. Da capire il valore del campionato, ma è del tutto evidente come in casa portoguarese si debba ancora lavorare. San Stino ha perso sul proprio campo per 3-1 con Spresiano, ma i parziali danno l'idea di una sfida molto equilibrata, combattuta colpo su colpo.
Primi 2 set ad appannaggio delle trevigiane, finiti 27-29 e 23-25. Al terzo parziale le liventine piazzano un imperioso 25-14 che sembrava aver fatto girare il match, ma nel quarto set le trevigiane si sono imposte 26-14, aggiudicandosi i primi 3 punti della stagione. Ai nastri di partenza anche la prima divisione femminile, gran bel successo del Ceggia sullo Spinea. La Pallavolo Concordia era attesa da una sfida insidiosa con l'SC Solution, qualche patema d'animo, ma alla fine è arrivata una vittoria per 3-0. Esordio con vittoria era giusto per far capire a tutti, insomma, che questo campionato lo vogliamo vincere. Sì, la prima partita, quindi va bene la vittoria, dobbiamo capire un attimino adesso che squadre, le nostre avversarie come saranno. Sicuramente sarà un campionato molto lungo, difficile, molte squadre giovani come la nostra, ringiovanita di 2-3 anni media di età, quindi i risultati saranno sicuramente altalenanti. L'obiettivo è migliorare il risultato dell'anno scorso sicuramente. Quest'oggi un primo set in cui avete sotto certi punti di vista sofferto, ma l'avete portato a casa, un secondo giocato alla grande, un terzo in cui avete avuto un altro calo di concentrazione all'inizio, poi siete riusciti a farlo vostro, quindi avete vinto 3-0, ma i contenuti di questo match cosa dicono? I contenuti di questo match dicono che, come sapevamo, il primo set è sempre difficile, della prima partita della stagione è sempre difficile, in più con 3 atlete under 18 in campo sapevamo che l'altalenanza dei punteggi era quasi certa. Siamo riusciti a rimetterlo in piedi con un 33-31 mi sembra finale. Il secondo abbiamo vinto in maniera agevole, il terzo come al solito, chi è in vantaggio 2-0 ha un piccolo calo, chi è sotto 2-0 cresce un po', ma fortunatamente siamo riusciti a concludere con un ottimo 3-0. Sì, la partita è stata dura all'inizio, siamo riusciti a migliorare, speriamo di fare sempre meglio. Quest'anno ci sono state delle nuove aggiunte, nel senso che alcune delle ragazze del gruppo più giovane hanno iniziato a giocare con noi e ci stiamo integrando, dobbiamo trovare ancora un po' i nostri equilibri, ma per il momento siamo un gruppo abbastanza unito. E siamo contenti del risultato, si poteva fare meglio, ma abbiamo un campionato davanti che ce lo permetterà. Siamo nella palestra del Judo Chiai Atena con Marco Dotta e Tommaso Drigo. Siamo qui perché domenica ci sono stati gli esami di cintura nera e Tommaso Drigo è la nuova cintura nera del Judo Chiai Atena Portogruaro. Che numero per la precisione, Marco? È la 47esima cintura nera della nostra società e diciamo che è il più giovane cintura nera perché ha solo appena compiuto 16 anni. Ieri agli esami ha fatto un esame stupendo, era preparatissimo e tutto. Quello che appunto volevo dire è che questo ragazzo qui ha una passione sfrenata per il judo, oltre che praticare, diciamo, il settore kata, quindi con ottimi risultati. È stato quest'anno convocato nella nazionale di kata per fare gli europei, ricordiamo il loro 6° posto ad Olbia, e proprio sabato, giorno prima, ha vinto insieme al suo compagno Andrea Rizzetto, hanno vinto ben 2 medaglie, un 2° posto nel kata completo, che è quello che diciamo ci interessa moltissimo in quanto diciamo il campionato, il Grand Prix eccetera, e il 1° posto nel kata parziale. Allora Tommaso, lo ha già anticipato il maestro, è stata una grandissima stagione. Sì, è stata una grandissima stagione appunto perché io e Andrea abbiamo partecipato agli europei, all'Eurocup a Olbia il 22 maggio, perché appunto siamo stati convocati in nazionale, abbiamo partecipato ai campionati italiani e a 5 delle 6 tappe del Grand Prix. È un'emozione fortissima appunto avere la cintura nera e devo dire specialmente grazie al maestro Marco Dotta e anche al maestro Marco Durigon che mi hanno dato una mano ad arrivare fino a questo livello. Diciamo che la cintura nera, il primo dan, praticamente è il primo gradino. Ecco, da questo momento in poi io dico sempre a chi appunto o la ottiene per risultati agonistici oppure per esame, è questo il momento in cui uno diventa veramente un judoka e da qua poi inizia il suo cammino che lo può portare a
sia a avanzare di grado e sia anche a diventare eventualmente un insegnante, tutto è così. Quindi è anche per lui comunque una bella responsabilità, anche di esempio verso tutti gli altri che vengono in palestra, tutti gli altri allievi, che tutti per forza di cose ambiscono a diventare cintura nera. Venendo alla competizione che hai vinto sabato, è stata penso un'ottima gara che conferma appunto il vostro valore. Sì, io e Andrea siamo stati soddisfatti dei risultati avuti. Ci siamo un po' anche stupiti del secondo posto nel Nagano kata completo, perché pensavamo di arrivare terzi. Senti, quali sono i tuoi obiettivi come judoka? Andare avanti con i dan principalmente, e poi migliorare sempre più i kata. Siamo nella club house del rugby Portogruaro con Leonardo Zinetti per parlare della partita di domenica scorsa. Con lo Jesolo è finita con una sconfitta 27-5, diciamo non era quella una partita dove sperare di poter fare punti, visto che lo Jesolo è una delle squadre pretendenti al salto di categoria. Sì, speravamo sicuramente di fare meglio. È andata così, abbiamo sbagliato molte zone fondamentali del gioco del rugby, i punti di incontro che sono stati molto più aggressivi loro, noi ci siamo lasciati un po' fregare, diciamo, hanno creato qualche fase di gioco in più, noi abbiamo sbagliato tanti placcaggi e da lì sono nate tutte le mete, dai placcaggi sbagliati, diciamo. Ecco, adesso dovevate giocare domenica in casa con il Gemona, e invece la squadra appunto udinese si è ritirata, quindi adesso vi aspetta una lunghissima sosta, addirittura si parla dovete giocare nel mese di dicembre. Sì, adesso la prossima partita sarà il 4 di dicembre, abbiamo una lunga pausa, tutto a favore, diciamo, abbiamo molti giovani, quindi a noi ci va bene perché mettiamo su esperienza e minuti sulle gambe. È una squadra che si sta costruendo, che va costruita, e lavoriamo per il futuro, sì, bisogna sempre fare meglio comunque. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dal 29 ottobre al 1 novembre Dotaviaggi vi propone 4 giorni e 3 notti a Lisbona in Hotel 4 Stelle a sole 395 euro. Amsterdam con volo KLM da Venezia a 320 euro. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258.